Nuova puntata di Punto Dem, lo spazio a cura del gruppo consigliare regionale del Partito Democratico. È tornata a trovarci la consigliera regionale Renata Bagatin, vicepresidente della terza commissione sanità. E proprio di sanità oggi, consigliera, parliamo perché sul fronte sanitario proprio il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in particolare la terza commissione sanità, sta affrontando da alcuni mesi la questione dei vaccini. A fronte di una pluralità di proposte è stato creato proprio un comitato ristretto presieduto da lei. Ecco, di cosa si tratta? Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un tema che sta investendo un po' tutto il nostro paese rispetto a tutte le varie questioni che appunto affiorano sul tema appunto delle vaccinazioni, vaccinazioni obbligatorie, vaccinazioni consapevoli. Noi abbiamo in Regione una proposta di legge e una mozione presentata su appunto questi temi. Mi è stato affidato il compito di seguire un gruppo ristretto per definire una proposta comune, tentando appunto che sia condivisa da tutto il gruppo e poi portata prima in commissione e poi nuovamente in aula. Fuori dai tavoli politici regionali, che riscontro ha avuto la questione? Ma sicuramente è molto importante. Io ho parlato con molte associazioni, con tanti genitori e loro ci tengono, giustamente io dico, ai loro figli, e quindi su questa base noi siamo nelle condizioni di dire che bisogna ascoltare le persone, le associazioni, bisogna ascoltare un po' come stanno le cose realmente nel nostro territorio regionale, e proprio per questo c'è bisogno di una grande consapevolezza e una grande informazione. Abbiamo tante persone che non hanno questa informazione, utilizzano internet, che è ormai uno strumento comune, però non c'è il dialogo, quindi tutti i dubbi rimangono e di fronte a un dubbio un genitore magari ritarda o non vaccina il proprio bambino. Quindi ecco, su questo c'è davvero un grande bisogno di mettere insieme tutte le parti per non obbligare, ma per informare, e quindi una vaccinazione, io dico, consapevole. Ferma restando la competenza statale riguardo proprio all'obbligatorietà dei vaccini, come interviene la Regione a tal proposito? Ma su questo la Regione può dare delle prime risposte, può intervenire, può fare una normativa propria, e su questa base può anche stabilire, come hanno fatto altre regioni, l'obbligatorietà. Ecco, noi non siamo di questo avviso, la maggioranza in questa Regione, io non sono assolutamente d'accordo che ci sia l'obbligo. Come mai, consigliera? Perché obbligare, abbiamo visto proprio su dati forniti in tante realtà dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che nel momento in cui si obbliga, dall'altra parte si alzano barricate e quindi diventa un dato contro. Quindi io ti dico di fare e io non faccio. A questo punto invece l'obiettivo nostro è proprio quello di attivare l'informazione, attivare il rapporto diretto con i genitori, che tengono la salute giustamente dei loro bambini, quindi fare delle iniziative. Abbiamo fatto la settimana scorsa qui nella realtà pordenonese un'iniziativa da Sano Decimo molto partecipata, con molti esperti, e i genitori hanno fatto tantissime domande, quindi dalle 8:30 fino a mezzanotte un dibattito bellissimo e importante. Ecco, servono iniziative di questa natura, serve monitorare il territorio, serve in ogni asilo definire, quindi nella proposta che farò, è quella di istituire un libretto. Poi che il bambino sia vaccinato o meno è relativo, ma che sia un libretto in modo tale che, esempio, succede un'epidemia, abbiamo già una legge che interviene su questo, e quindi noi abbiamo assolutamente bisogno di entrare immediatamente per tutelare i bambini che non possono essere vaccinati. Quindi la soglia parla del 95%, ma chiaramente siamo un po' al di sotto di questo. Come realtà pordenonese i livelli sono più alti rispetto al contesto regionale, però noi abbiamo bisogno comunque di fare un'azione molto mirata e molto forte su questo tema. Perché ritenete fondamentale proprio seguire il percorso di informazione consapevole? Perché attraverso questo i genitori, che sono molto attenti, io ne ho incontrati molti e devo dire che sono molto attenti a questi temi, devono capire l'importanza della vaccinazione
perché attraverso questa proprio mettono in sicurezza i loro figli e soprattutto, come si è detto, mettono in sicurezza anche gli altri bambini che non possono essere vaccinati. Quindi ecco, su questo io penso che noi abbiamo bisogno di fare un ragionamento completo, parlare dei bambini, parlare di tutte le età, e quindi nella nostra proposta di legge, in quella che presenterò, ci sia proprio questo tema, i bambini, e quindi tutta la scuola che riguarda gli asili nido, eccetera, dare e tutelare anche, come dire, le amministrazioni comunali che sono direttamente responsabili della gestione dei nidi pubblici e privati, ma anche fare un ragionamento, ad esempio, su alcuni vaccini che interessano le bambine, le ragazze dai 12 anni, ragazze e ragazzi dai 12 anni in su, quindi sul papillomavirus che previene il carcinoma al collo dell'utero. Altre questioni sono quelle che riguardano le persone anziane, con l'aumento dell'età delle persone dai 65 anni in su. Ci sono anche come dire, dei momenti di indebolimento del sistema immunitario. Ecco, per questo anche in questo campo noi vogliamo fare un ragionamento molto attento per quanto riguarda le vaccinazioni anti-influenzali e le vaccinazioni da 65 anni in su contro la polmonite. Vuol dire tutelare la salute, vuol dire tutelare la salute direttamente dei cittadini, quindi vaccinazione a ampio raggio, dal bambino all'anziano, ma proprio attraverso grandi campagne di informazione e di formazione. Perché vede, c'è anche un dato, in modo particolare per quanto riguarda i bambini, ci sono i medici, ci sono i pediatri, ecco, ci sono pensieri, idee diverse. Allora, il pediatra deve essere formato e informato come il medico. Nel momento in cui ci sono i momenti e i corsi di formazione, deve essere qualcosa di specifico anche sulle vaccinazioni, in modo di essere in grado di dare tutte quelle sicurezze, giuste sicurezze ai genitori, perché i genitori è giusto che abbiano tutte le domande più semplici, più complicate, più complesse, è giusto che il medico dia le corrette risposte, perché, come dire, ci teniamo tutti i nostri bambini, ai nipoti, ci teniamo tutti moltissimo, e quindi è giusto che i genitori siano persone, come dire, consapevoli e quindi informate, e poi alla fine decidano cosa fare. Però se io sono informata e so, capisco, a quel punto sono in grado anche di decidere. L'obbligo quindi non serve, no? No, non serve assolutamente l'obbligo, serve però l'informazione e la formazione ovviamente di tutte le persone che devono su questo tema essere coinvolte. Quella di cui sempre si parla, però a parole si sa bene che Esatto. si risolve poco, servono i fatti, no? Esatto, esatto. Punto Dem si chiude qua, io ringrazio come sempre la consigliera regionale Renata Bagatin, ovviamente la settimana prossima torneremo con un nuovo argomento, ma la nostra programmazione continua, quindi rimanete con noi.